cominciata ieri la preparazione dell'Apu Old Wild West Udine. I bianconeri si sono ritrovati al Palacarnera per riprendere ad allenarsi agli ordini di coach Matteo Boniciolli. Oggi c'è stata la conferenza stampa. Sentiamo il servizio di Andrea Rinaldi. Una squadra che punta unicamente alla promozione in A1 dopo l'amarezza del sogno svanito lo scorso campionato nella finale playoff di Verona. Non usa mezzi termini Matteo Boniciolli, coach riconfermato della compagine friulana, nel presentare alla stampa il nuovo roster, metà con giocatori impegnati lo scorso campionato e dall'altra con nuovi arrivi come Gaspardo, Mian e Palumbo direttamente dalla 1. C'è grande curiosità per il nuovo americano Sherry, giunto solo ieri a Udine, mentre continua la prova per l'argentino Velan. Poi si potrà contare anche sull'esperienza del centrale Marco Cusin, proveniente da Cantù. Una squadra che è sempre stata quasi sempre presente negli ultimi anni alle finali, ha sottolineato Boniciolli. Solo l'Armani Jeans può vantare una simile performance, anche se la sconfitta con Verona non è stata completamente digerita. La finale persa 2 mesi fa era la 20ª finale in carriera da capo allenatore del Vero Señores. Ne ho vinte alcune, ne ho perse delle altre. La sconfitta di 2 mesi fa è stata in assoluto la più dolorosa, perché venivamo da un campionato veramente straordinario, non soltanto per risultati ma per qualità di gioco espressa. Siamo stati la miglior difesa, la squadra che ha segnato con migliori percentuali da 2 punti e da 3 punti, la squadra con il maggior numero di assist per partita, quindi sembrava un cammino segnato. Un roster costruito per alzare la qualità del gioco. Cercare di salvare le cose migliori della scorsa stagione, e quindi abbiamo mantenuto anche degli uomini per poter credere e continuare in questo sistema di gioco, evidentemente. Dopodiché abbiamo cercato nei nostri must, come sempre, di creare una squadra fisica, cercando di puntare sulla qualità dei giocatori. E sarà il primo campionato in cui si affronteranno 2 squadre distanti solo 15 km una dall'altra. Un derby anomalo, perché oggettivamente per me il vero derby è sempre contro Trieste, però con Cividale sarà molto interessante, sarà bello vedere 2 squadre di Serie A2 così vicine, quindi per i nostri tifosi in Friuli un altro gran bel palcoscenico.